Precari in piazza a Favara, a difendere il posto di lavoro, a chiedere la stabilizzazione. Precari storici che da oltre un decennio prestano servizio negli enti locali e che adesso rischiano di finire sulla strada. Nelle loro parole angoscia e disperazione. Alla base di tutto c'è un parere della Corte dei Conti che rischia di vanificare anni e anni di lotte, di battaglie e soprattutto di speranze in un futuro tranquillo. A fronte di una legge regionale, la 24, che favoriva la stabilizzazione del personale precario con contratti a tempo indeterminato, c'è stato un parere della Corte dei Conti che limiterebbe le stabilizzazioni al 20% rispetto alle gestazioni dell'anno precedente. Poi c'è stata quella la cosa che più ci preoccupa, nel governo, nel provvedimento di Monti, Salva Italia, praticamente una norma che riporterebbe la lancetta indietro nel tempo, nel senso che prevede che le stabilizzazioni possono essere fatte, cioè non le stabilizzazioni, il rinnovo contrattuale del personale a tempo determinato possono essere fatti per non più del 50%. Quindi questo evidentemente, ecco perché parlavo di confusione istituzionale, perché ogni istituzione diciamo dentro questo Paese dice qualcosa che va in posizione completamente antitetica rispetto alle altre. Se noi facciamo un'analisi attenta del personale nei vari comuni, è retto solo e esclusivamente dai precari che fanno un lavoro egregio con grande competenza e con grande professionalità, ma una colpa della mancata realizzazione della stabilizzazione nel tempo è attribuire anche agli enti locali, anche ai sindaci, perché nel corso di questi ultimi anni abbiamo assistito a una serie di esternalizzazioni per favorire cooperative esterne, per favorire soggetti esterni legati alla politica, quando quelle esternalizzazioni potevano essere portate avanti dal personale interno, dai precari che hanno delle enormi potenzialità. E il sindaco di Favara, Rosario Manganella, per l'occasione ha indetto un incontro con altri sindaci per studiare comuni azioni. Da qui, da Favara, parte un impegno da parte di tutti i soggetti impegnati in questa battaglia a che nessuno dei dipendenti attualmente in servizio negli enti locali debba essere mandato via. Noi vogliamo non solo stabilizzare, vogliamo creare le condizioni perché questo non avvenga, perché siamo convinti che senza l'apporto decisivo e importante di questa categoria rischiamo di chiudere gli uffici dei nostri comuni.